Se fossi la madre dei gracchi direi ecco i miei gioielli, Dattilo è uno dei miei gioielli. Dalla nuova sede del distaccamento di Vittorio Veneto arriva la notizia che sarà proprio un veneto, un padovano, l'attuale comandante interregionale Fabio Dattilo, il nuovo capo nazionale dei Vigili del Fuoco. Lo annuncia dal palco il sottosegretario all'interno Stefano Candiani, determinato a esportare a livello nazionale l'efficienza dimostrata dal dirigente anche durante la drammatica emergenza maltempo nel Bellunese. È stata una conferma, vorremmo ovviamente fare sempre delle valutazioni a prescindere dalle situazioni di emergenza. Devo dire che nella gestione dell'emergenza che abbiamo visto effettuata in Veneto si è riconosciuto un modello di efficacia che veramente vorrei vedere nel resto d'Italia. È una grande responsabilità e un grande onore nello stesso tempo di rappresentare i Vigili del Fuoco e di rappresentare il Veneto a Roma, perché abbiamo avuto momenti difficili ma abbiamo dato un esempio grandioso. La montagna devastata rimane in primo piano, il commissario per l'emergenza Zaia non si stanca di parlarne, l'attenzione deve rimanere alta, i numeri sono impressionanti e servono a far capire l'entità di un disastro immane. Abbiamo circa 10 milioni di metri cubi di tronchi. Se voi pensate, è come se noi decidessimo di mettere questi tronchi e stenderli per 1 metro di spessore in un prato, ci servono 1000 ettari per stendere tutti i tronchi. Necessario avere uomini sul territorio per far fronte a eventi meteo sempre più estremi, fondamentale rimpolpare gli organici. Questo governo, il sottosegretario ne è illustre rappresentante, ha deciso di portare in finanziaria l'aumento dell'organico di 1500 uomini. Io spero che un po' di questi 1500 uomini, e immagino di sì, saranno dedicati anche alla nostra regione, ma è un bel segnale, dopo anni e anni nei quali non si decideva nulla, adesso finalmente si parla di 1500 vigili del fuoco in più. Dal sottosegretario infine un elogio ai bellunesi colpiti dal maltempo. Chi si piega dopo una catastrofe soggiace, chi si rialza dall'idea proprio che non c'è niente che possa fermarlo. E questo è lo spirito che vogliamo in tutta Italia.